E i contenuti interessanti che voi potete mettere sui vostri canali e che andremo a vedere e potrete distribuire sui social o sul vostro sito, beh, alcuni di questi, che trovate anche nel calendario poi, sono per esempio le testimonianze di chi utilizza i prodotti e servizi. Ma attenzione che dietro le testimonianze voi non trovate solo una testimonianza fine a se stessa. Voi non trovate solo un racconto di un cliente da mettere paro paro sui social, ma trovate dei punti di forza che potete trasmettere in altri contenuti, sia del prodotto che della vostra azienda. Trovate degli spunti per dei messaggi, per dei meme, per delle citazioni. Trovate anche la possibilità di costruire dei mini video, di costruire delle presentazioni di quello che fate. Nelle testimonianze, qui ci stiamo adoperando a parlare di contenuti che vanno ovviamente sui canali online. Bene, però sappiate che quando andate in banca a chiedere un finanziamento per la vostra impresa, pare che la soddisfazione dei clienti possa essere un elemento spendibile. Quindi, per esempio, alcune startup in fase di rifinanziamento spesso usano testimonianze e numero di recensioni per andare a dire: siamo un'azienda che sta funzionando, quindi aiutateci a funzionare ancora di più. È più facile investire su un'azienda che ha un valore, anche se non monetario apparentemente, ma legato ai dati, legato alle informazioni, piuttosto che su un'azienda che questi elementi non li ha. E poi il dietro le quinte, foto con collaboratori, clienti, foto di quello che fate, foto anche simpatiche o imbarazzanti potrebbero esserci, magari ovviamente sempre mantenendo la vostra reputazione, ma qualcosa che va a svelare quanto siate umani anche voi, che non siete perfetti al 100%. Guardate che se andate a vedere i contenuti recenti di molti degli influencer più famosi, quelli più bravi, capita, soprattutto nell'ultimo periodo, soprattutto con questo lockdown, che ci sia anche nella loro vita un dietro le quinte, costruito o meno, perché poi bisogna vedere come emerge la veridicità di questi contenuti, però ci sono tantissimi elementi che vi avvicinano in modo più semplice, più immediato, più sincero ai vostri clienti. Oppure immagini o frasi che ispirano il target, tipo bandiere sociali, i famosi si dicono spesso i meme, no, ma sono di fatto messaggi, concetti, contenuti che possono essere condivisi addirittura, perché quando qualcuno li legge, li sente anche un po' propri, sente che risuonano anche rispetto alla sua esperienza di vita. E poi, altro tema, link a pagine del sito o del blog. Il sito e il blog li tratteremo più avanti poi nei contenuti che faremo, ma sappiate che è importantissimo che se ne avete uno possiate condividere anche sui vostri canali i contenuti, gli articoli, quello che c'è scritto sul vostri siti, perché le persone che visitano il sito sono un piccolo tesoretto per voi e non ve le dovete assolutamente perdere. Come si posiziona quindi un brand nella mente di un cliente? Ogilvy ci diceva: se la gente pensa che voi abbiate un messaggio importante da trasmettere, in genere aprirà gli occhi e le orecchie in modo da recepire ciò che avete da comunicare. L'abbiamo visto anche l'altra volta, il visual hammer è l'elemento visivo che deve martellare nella testa delle persone perché il tuo marchio non si potrà posizionare solo usando parole, specie con i nuovi canali a disposizione e il loro impatto visivo. 10.000, dicevamo, contenuti commerciali al giorno, potenzialmente raggiungibili dall'utente. Per forza ci perdiamo, per forza un messaggio, se non è ripetitivo, non è riconoscibile, non lo riconosciamo, non lo vediamo proprio.
e quindi lavorare sul visual hammer, ma ricordarsi, come abbiamo visto nello spot iniziale che poi è calzato a pennello per essere aggiunto a questa lezione, anche la musica può aiutare. Anche la musica può creare un audio hammer. Negli eventi si usa spesso e vi dico si usa spesso perché se si sta facendo un evento formativo di 1 giorno o 2, il fatto di prendere un concept audio, una traccia audio, che può essere la canzone del generalmente è molto facile utilizzare la canzone del momento, il tormentone della stagione in corso, perché se si usa all'inizio, nelle pause, alla fine, nei momenti di stacco, nei momenti magari in cui di sottofondo si stanno facendo degli esercizi, quando si esce da quell'evento lì, di solito la mente torna col ricordo al momento in che ha vissuto, anche quando ormai quell'evento